Oggi prepariamo la scaccia ragusana, uno dei prodotti da forno più tecnici e identitari della cucina eblea. Prepariamo il ripieno classico, salsa di pomodoro, densa, meglio se del giorno prima, condita con tanto olio extravergine, sale e basilico. E poi passiamo all'impasto, semola rimacinata, acqua tiepida, sale e un pizzico di lievito, ma solo se siete alle prime armi. Lavoriamo fino ad ottenere una massa liscia e ben incordata. Dividiamo in panetti e li lasciamo riposare ben coperti. La fase cruciale è la stesura. La sfoglia deve essere sottilissima, quasi trasparente. È questo che determina la stratificazione perfetta della nostra scaccia. Stendiamo, farciamo e iniziamo le pieghe. Prima i lembi laterali verso il centro, poi le ripieghe successive, sempre alternando salsa, olio e formaggio e qualche foglia di basilico che non guasta mai. È la tecnica delle pieghe a definire la vera scaccia ragusana. Fatto questo, trasferiamo in teglia e foriamo la superficie delle scacce per far uscire il vapore con i rembi delle forchette e cuociamo la nostra scaccia a 200 gradi per 20-25 minuti, ma questo dipende molto dal vostro forno. A 5 minuti dalla fine, un filo d'olio per una duratura uniforme. Il risultato? Croccante fuori, morbida dentro, profumata di pomodoro e caciocavallo. Questa è la scaccia ragusana, un patrimonio della nostra cucina.